Eccoci in studio, buona giornata, consueto appuntamento con l'informazione. Una domanda per lei da Stefano Zanet. La Lega Nord recentemente ha presentato in Regione Veneto alcuni progetti di legge che introducono criteri di precedenza nell'assegnazione delle case popolari a chi è residente in Veneto da almeno 15 anni. Proposta populista o è un giusto riconoscimento per i veneti? Ma anche qui è stata presentata e le leggi sono state presentate dopo la campagna elettorale, quindi 1 anno e mezzo fa. Hanno iniziato l'iter solo 1 anno e mezzo dopo, quindi siamo proprio all'avvio di questa cosa da 1 anno e mezzo dopo. Prima osservazione. La seconda è che affrontano dei temi in modo sbagliato, cioè i contributi alle scuole, chi va alle scuole private. Ma non è questa l'emergenza del Veneto. Mi piacerebbe una proposta di legge che dice: interveniamo per quelle aziende che in Veneto, Venete o quant'altro in Veneto tengono gli occupati, a quelli gli diamo una mano, agli altri che invece delocalizzano, licenziano perché vanno in altri paesi, in qualsiasi paese, quelli invece ci incazziamo con loro. Questa la voterei pure io, cioè questa, anzi l'ho proposta una legge che la mia, così come quella dei colleghi della Lega, hanno una medesima finalità. Questo vorrebbe dire prima il Veneto, prima i veneti, cioè l'economia, la società, cioè dire che noi dobbiamo capigliarci sulla questione legata appunto a un buono scuola, se prima... Cioè, però posso dire, io non ho capito, l'idea dei case popolari sì, ma che vedono in graduatoria prima i residenti in Veneto da almeno 15 anni, lei è d'accordo o no? No, non sono d'accordo. Per un semplice motivo, che questa cosa qua non risolve la questione proprio legata proprio alla questione della casa. Cioè in qualche maniera non si riesce a risolverlo. Il problema è che i comuni hanno già una larga, diciamo, disponibilità e possibilità nei regolamenti di intervenire su questo. Alcuni comuni ce l'hanno questa regola. Allora mi domando, andiamo a vedere in quei comuni cosa succede. Hanno risolto il problema dell'emergenza abitativa? No. Ci rivediamo tra 2 minuti, piccola pausa.